Tutto pronto per la seconda corsa, un confronto per cavalli di 7 anni ed oltre, non vincitori di 3.750 euro negli ultimi 12 mesi, praticamente un po' meno di una categoria G. Autostart in movimento, all'1 Tenor de Lune, VP dell'Annunziata, 2 Velorama Gaps Antonio Di Nardo, 3 Volpelli Crescenzo Maione, 4 Amos Rab Sandro Miraglia, 5 Zitrunas Salvatore Valentino, 6 Axel Nib Nicola Bortolotti, 7 Bipolare Daniele Montanile, 8 Rossano Giorgio Cassani, 9 Venanzo Jet Carmine Piscuoglio, 10 Zea Maurizio Visco, 11 Ultras Griff Andrea Vitagliano. Autostart che inizia ad accelerare, parte piano Zitrunas, è velocissimo Axel Nib che prende l'iniziativa nei confronti di Velorama Gaps che segue seconda avanti ad Amos Rab che si sistema terzo, prova ad avanzare al largo subito Zea dalla seconda fila, mentre Velorama Gaps va a chiedere strada ad Axel Nib. Dopo 200 metri di corsa galoppa Zea, 200 in 15 e 2, Axel 10, Nib Zea, per il momento rimane davanti, dice di no a Velorama Gaps. In corda c'è Amos Rab, mentre punta in avanti in terza corsia Ultras Griff. Si scopre a questo punto definitivamente Velorama Gaps dopo 400 in 31 e 4. Ultras Griff che va a prendere la terza pariglia, ha trovato l'anticipo da parte di Venanzo Jet che è andato alle spalle di Velorama Gaps. Sulla piegata di sinistra il gruppo disposto per pariglie a ritmo ora blando passa i primi 600 in 48 e 8 addirittura. Davanti alle tribune Axel Nib guida, di fuori Velorama Gaps, in corda Amos Rab, pariglia per Venanzo Jet, poi Tenor de Lune con accanto Ultras Griff, quindi bipolare, 800 in 1, 3 e 7. Sulla piegata di destra guida Axel Nib nei confronti all'esterno di Velorama Gaps, in corda di Amos Rab, poi Venanzo Jet prova a venire via bipolare al chilometro in 1.18 e 4. Axel Nib che prova a respingere Velorama Gaps, la quale continua a insistere all'esterno, cerca di muoversi per terze ruote Venanzo Jet che anticipa Ultras Griff, passa Velorama Gaps nei confronti di Axel Nib che è stanco, passa in seconda posizione, almeno prova a farlo Amos Rab, 9, poi Venanzo ancora Jet, Ultras Griff e Bipolare che vengono a fare l'arrivo. Intanto Velorama Gaps ha guadagnato margine nei confronti dei rivali all'ingresso della addirittura d'arrivo. Velorama Gaps in netta evidenza nei confronti di Amos Rab che prova ad andarla a prendere perché è stanca, è in vantaggio Velorama. Amos che prova ad arrivare al suo esterno, si difende Velorama, Amos che ci prova fino sul traguardo, lotta strettissima sul palo, sono vicinissimi Amos Rab e Velorama Gaps, poi Ultras Griff, 31 ad arrivare, Sandro Miraglia con Amos Rab che ci ha creduto fino in fondo. È andato ad apparigliare completamente Velorama Gaps che era passata su Axel Nib ma è molto stanca nel finale. Amos che recupera ad ampie falcate e nel finale batte la rivale. Il successo di Amos Rab, Sandro Miraglia, guida, training e proprietà per l'8 anni da Vigliano Prince che vince nei confronti di Velorama Gaps e di Ultras Griff.